Sergio Papa avrebbe confessato l'omicidio dei coniugi Nicolasi guardando in TV, un servizio sul massacro, lo rivela un marocchino che era con lui quella sera, ma secondo la difesa la testimonianza sarebbe inattendibile. Non ce l'ha fatta, l'89enne è rimasta gravemente ferita il 5 settembre a Mogliano nell'incendio della mansarda dove viveva con il marito. Il coniuge ancora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Mestre. Truffa continuata e bancarotta fraudolenta, arrestati a Padova 2 imprenditori, altre 7 persone sono indagate, la banda avrebbe incassato oltre 1,5 milioni di euro. La Guardia di Finanza di Padova ha sequestrato oltre 8.000 articoli di moda contraffatti e 150.000 articoli irregolari per un valore di 230.000 euro. Allarme tubercolosi con l'ondata migratoria, la gente torna ad avere paura, il caso del migrante malato in fuga dal centro d'accoglienza infiamma il dibattito. 6 mesi senza Facebook, la condanna disposta nei confronti di 4 cittadini italiani di Portogruaro dopo frasi shock contro i profughi. Bando periferia, il sindaco di Treviso Mario Conte conferma l'arrivo dei finanziamenti. Ieri sera in diretta 20:10 ha illustrato i progetti, si partirà dal quartiere di Santa Maria del Rovere. Buongiorno e ben ritrovati con la prima edizione dei TG di Antenna 3. In primo piano il duplice massacro di Rolle di Cison di Valmarino avvenuto lo scorso 1° marzo. Una testimonianza inchioderebbe il principale indagato per la morte dei coniugi Nicolasi, sarebbe quella di un marocchino che gli forniva la droga. Sentiamo. La testimonianza sotto forma di incidente probatorio è stata raccolta mercoledì ed è quella del giovane marocchino che nei giorni successivi al doppio delitto di Rolle condivideva stanza e droga con il principale indiziato della morte dei coniugi Nicolasi. Il 25enne era il fornitore di Sergio Papa e condivideva con lui la stanza di Monfalcone, dove hanno soggiornato nei giorni successivi alle uccisioni di Anna Maria e Loris Nicolasi nella loro casa di Rolle, avvenuta la mattina del 1° marzo scorso. E proprio in una di quelle sere, secondo il giovane davanti alla televisione, mentre nei telegiornali scorrevano le immagini del luogo delle uccisioni, Papa avrebbe iniziato a piangere dicendo «li ho uccisi io». Una prova schiacciante, secondo la procura, la calunnia di una persona inattendibile, secondo l'avvocato difensore Alessandra Nava. Su tutto peserebbero, secondo la difesa, soprattutto 2 elementi. Il forte consumo di hashish mista a cocaina dei 2 in quella stanza d'hotel a Monfalcone e una serie di fatti sullo spacciatore conosciuti da Papa che avrebbero portato alla calunnia al marocchino. 2 delitti con un unico filo conduttore, il disperato bisogno di droga dell'indagato. Di questo sono convinti gli inquirenti, considerando che Sergio Papa, 24 ore prima che i 2 anziani coniugi venissero uccisi, si era recato nella casa di Rolle per avere del denaro, arrivando, dopo l'ennesimo no, allo scontro fisico con Loris Nicolasi. Non ce l'ha fatta l'anziana di 89 anni Liliana Fieraboschi, rimasta gravemente ferita nell'incendio con esplosione dell'appartamento nel quale viveva assieme al marito a Mogliano Veneto. La donna non è riuscita a salvarsi dalle ustioni riportate lo scorso 5 settembre. Il marito Bruno Ferraboschi è tuttora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale dell'Angelo di Mestre. La coppia, lo ricordiamo, abitava al 5° piano di un condominio in via Roma 69 a Mogliano e non è riuscita a mettersi in salvo dopo che le fiamme sono divampate nell'appartamento. È seguita anche un'esplosione che ha terrorizzato l'intero quartiere, un'esplosione sulla quale la Procura di Treviso ha aperto un'inchiesta nei giorni scorsi per fare chiarezza sulle cause esatte del rogo che appunto ha portato al decesso di Liliana Ferraboschi e al ferimento in gravi condizioni appunto del marito. Lo ricorderete, nel corso dell'incendio è rimasto ferito anche un passante colpito da delle schegge che erano state scagliate appunto dall'esplosione in strada, eppure un vigile del fuoco rimasto intossicato durante le operazioni di spegnimento e di salvataggio. E con la cronaca andiamo ora a Padova perché i carabinieri del comando provinciale, in collaborazione con il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 2 imprenditori accusati dei reati di truffa continuata e bancarotta fraudolenta. Per uno degli arrestati si procede anche per il reato di incendio aggravato, fiamme appiccate presso un'azienda con l'intento di distruggere documenti
documentazione e supporti informatici contenenti dei dati compromettenti. Altre 7 persone sono indagate e rispondono dei medesimi reati. La banda organizzava truffe ai danni di imprenditori ed istituti di credito, un'attività che avrebbe permesso agli arrestati di incassare oltre 1,5 milioni di euro. Naturalmente tutti i dettagli nel corso del telegiornale di questa sera dell'edizione del Veneto. E restiamo a Padova perché c'è anche un'altra operazione odierna della Guardia di Finanza che ha sequestrato oltre 8.000 articoli di moda contraffatti ed altri 150.000 irregolari per un valore complessivo di 230.000 euro. Nei guai 2 società cinesi. La Guardia di Finanza di Padova ha scoperto 2 società gestite da cittadini cinesi che mettevano in vendita accessori di moda, dalle fibbie ai fiocchi fino ad etichette e medagliette con marchi contraffatti. La perquisizione dei locali commerciali al centro ingrosso Cina ha portato i finanzieri a sequestrare oltre 8.000 articoli di un noto marchio risultati falsi. I titolari delle 2 ditte individuali sono stati denunciati e la merce è stata sequestrata per essere distrutta. In una terza ditta, anch'essa gestita da un cittadino cinese, sempre all'interno del centro ingrosso Cina, sono stati invece sequestrati 158.188 articoli potenzialmente pericolosi. Anche in questo caso si trattava di accessori di moda. Il valore stimato della merce complessivamente sottoposta a sequestro è di circa 230.000 euro. Ragazzini diretti a scuola inseguiti per regalare loro spinelli con eroina e la confessione shock di alcuni genitori del movimento Vicenza ai vicentini che hanno realizzato il video che ormai è diventato virale, quello del tossicodipendente che si inietta la droga sotto la giostra con i bimbi. Sentiamo. L'autore materiale del video shock ha paura e ha deciso di non rivelarsi. Parlano loro che il video lo hanno ricevuto e scelto di diffonderlo il più possibile, loro che ci indicano in pochi minuti in quali altri luoghi si può facilmente registrare immagine come quella che avete visto, scioccante, degradante, triste, di giovani che si bucano accanto ai bambini che vanno in giostra felici. Quotidianamente vediamo queste scene. Noi abbiamo fatto un'uscita martedì sera per le sentinelle e proprio nello stesso punto c'erano 3 ragazzi, purtroppo, che si bucavano sul collo. Sono cittadini, mamme e papà, che si sono messi in prima linea cercando anche di avere informazioni attraverso il CERT. I ragazzi al mattino che scendono dai pullman alla stazione vengono seguiti per tutto Viale Roma con offerte veramente dei soldi che hanno per la merenda a scuola. Se c'è questa offerta è perché c'è anche la domanda. I ragazzi vengono avvicinati da questi personaggi che all'inizio regalano loro della droga e dopo pochissimo questi ragazzi diventano assuefatti. Lo spinello offerto e regalato ai ragazzini che scendono dal bus o dal treno ha eroina dentro, una droga che dà assuefazione, una notizia che i genitori ci hanno confermato, una situazione gravissima acuita dal fatto che a Vicenza la droga costa meno perché è tagliata male e dunque ancora più pericolosa. Oggi una giunta straordinaria è stata convocata d'urgenza dopo la diffusione del video. Domani il sindaco Francesco Rucco incontrerà il prefetto per mettere sul tavolo la proposta di un'azione più coordinata con tutte le forze dell'ordine. Loro sanno già, il questore, il comandante, il prefetto, che la richiesta è chiara e va però accontentata, perché non accontentano il sindaco, accontentano i cittadini di Vicenza. Bisogna dare una risposta, non va sottovalutato il fenomeno. Ho capito che Vicenza non è Milano, non è Roma, ma ha un problema, secondo noi un'emergenza che va gestita da tutti. Rucco chiede più uomini, certo, ma non sarà solo la loro quantità a salvare Campomarzo. È necessario che attraverso un'azione forte del ministro Salvini, incontrato solo pochi giorni fa, gli agenti abbiano anche gli strumenti normativi per agire. E ho chiesto in particolare un rafforzamento delle azioni su Campomarzo attraverso la Polizia di Stato, dando disponibilità di posti nei CPR affinché chi venga arrestato non venga rilasciato o rimesso in libertà il giorno dopo. Anche allontanando queste persone che alla vista della polizia ormai a Campomarzo non si scompongono neanche più. Allarme tubercolosi con l'ondata migratoria di questi anni, la gente torna ad avere paura. Sentiamo.
La tubercolosi torna a far paura, in particolare nelle zone dove è più forte la presenza di migranti arrivati da paesi dove la TBC è endemica, l'est europeo e l'Africa subsahariana. È la malattia dei poveri, classicamente, come quasi tutte le malattie infettive. La tubercolosi è la malattia dei poveri, tipica dei paesi dove c'è un basso livello delle condizioni sociali ed economiche. La ondata migratoria naturalmente ha portato una popolazione che vive ancora nella propria patria d'origine in condizioni socio-economiche molto disagiate, ha portato in Italia una popolazione che effettivamente ha un rischio di contrarre la tubercolosi più elevato rispetto a quello che noi eravamo abituati a vedere. A parlare il direttore del reparto malattie infettive del San Bortolo di Vicenza, l'unico ospedale della provincia iberica a essere dotato di stanze di isolamento. Eccole, dietro a queste porte oggi ci sono 2 migranti malati di TBC e le camere sono blindatissime. Ogni ora vengono fatti 6 ricambi d'aria, uno ogni 10 minuti. Il problema infatti è che la tubercolosi viene trasmessa col respiro. Viene trasmessa per via aerea da una persona che ha una forma polmonare bacillifera e con un escreato positivo, trasmette per via aerea, viene inalato e quello è una cosa che può succedere. Può succedere. Il fatto che la tubercolosi, tipica dei paesi più poveri, sia così facilmente trasmissibile preoccupa e non poco i cittadini, specialmente in questo momento in cui l'Italia sta affrontando un'ondata migratoria senza precedenti. Per noi è un grosso problema, cioè il fatto che l'Italia sia di fatto l'approdo europeo per tutta l'Africa, noi è un problema. Abbiamo paura di queste malattie. Sono tornate delle malattie che, punto di domanda, cioè voglio dire, non avevamo debellato, adesso di colpo in bianco sono tornate tutte. Come mai? È questo che voglio sapere, questa è una domanda. Insomma, la gente teme di essere contagiata da quei migranti che arrivano da paesi dove la TBC è endemica. I dati però sono confortanti, anche se non escludono che la trasmissione possa effettivamente avvenire. Teoricamente non è impossibile, in realtà i dati epidemiologici ci dicono che non c'è ancora questo travaso, e non solo quelli della Regione Veneto, sono i dati epidemiologici anche del Centro Europeo per il controllo delle malattie infettive. 6 mesi senza Facebook, questa è la condanna disposta dall'Ufficio Esecuzioni Penali Esterne di Venezia nei confronti di 4 italiani di età compresa tra i 34 e i 56 anni residenti nel Porto Gruarese. Sui social avevano espresso commenti feroci sul tema dei richiedenti asilo. Bisogna aiutarli, ne ospitiamo uno in casa e li laviamo con la benzina e poi li asciughiamo con il lanciafiamme. Tutto è risolto, scrivevano a luglio del 2017 nel blog 6 di Porto Gruaro. Se l'assoluta astensione da Facebook non è l'unica misura disposta in questo periodo, infatti 4 dovranno leggere libri o guardare film sulle tematiche dell'immigrazione, meditando e poi scrivendo alcune brevi considerazioni sull'argomento. Saltuariamente saranno convocati nell'ufficio delle esecuzioni penali per le verifiche. Infine pagheranno 200 euro a titolo di risarcimento del danno e svolgeranno lavori di pubblica utilità per 4 ore la settimana. Incarico da presidente della provincia e novità sul bando periferie sono alcuni tra gli argomenti trattati ieri sera in diretta a 20:10 dal sindaco di Treviso Mario Conte. Iniziamo dagli interventi nei quartieri, sentiamo. Il progetto legato al parco sportivo, quello delle Acquette, e la riqualificazione del quartiere di Santa Maria del Rovere. Credo che questo sia assolutamente importante, credo che sia anche il progetto dal quale partiremo, quello che secondo me ha le caratteristiche migliori e che va a toccare realmente delle esigenze primarie dei nostri cittadini, soprattutto del quartiere di Santa Maria del Rovere. Quindi ci sarà riqualificazione di alcune strade e sistemerà un po' tutto il quadrante di via Martiri Belfiore. Quindi io sono assolutamente contento di portare a casa questo risultato, ma sono anche contento di aver trovato un atteggiamento positivo da parte sia dei sindaci che del governo, perché credo che quando si va nella direzione delle esigenze dei cittadini questo fa bene al nostro paese. Oggi abbiamo un bravissimo presidente della provincia,
che è Stefano Marcon, che sta facendo un lavoro straordinario nonostante le limitazioni, soprattutto economiche, che un ente di secondo livello come la provincia oggi ha. Quindi io direi di lasciarlo lavorare tranquillo. Qualora un domani le condizioni dovessero cambiare per scelte che il partito deciderà fare e mi verranno a chiedere la disponibilità, io come ho sempre detto la disponibilità per il movimento la do sempre, poi compatibilmente anche con gli impegni, perché io ho una città importante come Treviso da amministrare che mi richiede il tempo pieno, compresi i sabati, la domenica e molte sere. Quindi se la mia disponibilità è compatibile con eventualmente anche quel tipo di impegno, io sono a disposizione del partito, e se no ci sono tanti altri bravi amministratori che possono andare a ricoprire quel ruolo anche in modo migliore del mio. E continuiamo a parlare del finanziamento del bando delle periferie, andando però a Padova. Arriveranno infatti i 18 milioni di euro previsti per la città. Sentiamo. Il blocco o lo sblocco dei finanziamenti del bando periferie a Padova significa l'arrivo, meno in città, di 18 milioni di euro per una serie di lavori che spaziano dal restauro delle mura ad un ampio impianto di videosorveglianza anticriminalità fino ad interventi in scuole, edifici e impianti sportivi. Considerando un cointervento privato da 10 milioni di euro e i costi di progettazione, in ballo c'è una cifra totale di 30 milioni. I dubbi sulle intenzioni del governo, sofferti nelle ultime settimane, si stanno sciogliendo in un cauto ottimismo alla luce dell'incontro con il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Io avevo fiducia in Salvini. Salvini ha detto a suo tempo, 15 giorni fa, una sagra locale, ha detto che tutti i progetti che non erano scritti su carta di formaggio venivano approvati. Per carità, noi eravamo tranquilli, ho sempre espresso fiducia, ottimismo. Infatti il governo ha detto: chi ha i progetti in gara? I nostri sono tutti in gara, tutti, vuol dire tutti. Per cui non ho nessun problema, chiaramente sto molto attento, non è che non mi fidi, però preferisco avere scritte le cose. In sostanza i finanziamenti non vengono fermati per i comuni che hanno già avviato i progetti interessati dai fondi, gli altri hanno 60 giorni di tempo per approntare i progetti e deliberarli. Per quanto riguarda Padova, se mantengono quello che hanno detto, e non ho ombra di dubbio che il Premier deve mantenere quello che ha detto, Padova non subirà nessun tipo di detrazione per quanto riguarda non solo i 18 milioni del contributo pubblico, ma anche 10 milioni di investimento di privati. Ci fermiamo ora per la pubblicità, a tra poco. Eccoci in diretta con la prima edizione dei nostri telegiornali. Torniamo a parlare di femminicidi, perché dopo la tragedia di Lonigo la Regione del Veneto prova a dare una svolta alle attività di contrasto alla violenza sulle donne. Sentiamo. Una mappa aggiornata di tutti i servizi a favore delle donne e dei minori vittime di violenza, un maggiore dialogo tra tutti i soggetti coinvolti attraverso procedure definite, modalità comuni per la valutazione dei casi e gli interventi di accoglienza e di sostegno. La Regione prova a dare la svolta sul contrasto alla violenza contro le donne con il nuovo protocollo presentato dall'assessore al sociale Manuela Lanzarina a sindaci, dirigenti delle ULSS, associazioni e volontari del Veneto. Far sì che tutti i vari soggetti, e quindi centri antiviolenza, operatori sanitari, comuni, amministrazioni locali, la parte appunto degli avvocati, delle forze dell'ordine, le farmacie, i consultori, insomma tutti i vari attori siano coinvolti appunto in un protocollo di questo tipo, e quindi ci sia un linguaggio unico e ci si possano fare degli interventi uniformi in modo da essere pronti per l'emergenza. Episodi drammatici come quello della settimana scorsa a Lonigo, riflette l'assessore, ci danno talvolta l'impressione di ascoltare un bollettino di guerra. In Veneto, oltre a una specifica legge regionale per la prevenzione della violenza di genere, vi sono 43 centri antiviolenza, percorsi di presa in carico per i minori testimoni di violenza, inserimento lavorativo, assegnazione di alloggi pubblici e sostegno al reddito per le donne accolte nella rete di protezione. È inoltre attivo un servizio permanente di formazione capillare per gli operatori dei 47 pronto soccorso del Veneto. Gli indici di copertura sono nettamente superiori alla media nazionale, informano dalla Regione, ma non sempre le vittime si rivolgono a noi per chiedere aiuto. C'è paura
c'è forse uno stigma a volte anche, insomma dobbiamo noi cercare di far superare queste paure, far avvicinare i punti d'ascolto sempre di più, e qui gli sportelli, i punti d'ascolto e di informazione sono molto importanti, la comunicazione a 360 gradi, ma credo poi che noi dobbiamo far sì che le donne si sentano protette, accompagnate, quindi sanno di iniziare un percorso e di poter insomma alla fine uscirne da questo percorso di sofferenza. Nel Padovano ora ancora con un'ampia operazione di controllo dei carabinieri sulla nuova statale del Santo. Operazione di controllo a tappeto sulla nuova statale del Santo da parte dei carabinieri di Padova. Nel mirino, oltre al controllo stradale, persone colpite da provvedimenti restrittivi della libertà personale oppure la presenza di eventuali trasporti illeciti come stupefacenti o armi. 145 le persone controllate a bordo di 104 veicoli da parte di 4 pattuglie. Una 49enne romena è stata denunciata per essere rientrata in Italia nonostante un provvedimento di espulsione. Segnalato alla prefettura come assuntore di stupefacenti un nigeriano trovato in possesso di 1 grammo di marijuana. E lievemente ferito l'autista di un tir uscito di strada e ribaltatosi a Piazzola sul Brenta. Ha perso il controllo del camion finendo fuori strada col mezzo pesante rovesciato su un fianco. È accaduto a Piazzola sul Brenta, lungo la provinciale 47 in via Padova Bassano. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire con 3 automezzi da Padova e Cittadella per portare a termine le operazioni di recupero del mezzo. L'autista, uscito autonomamente dalla cabina dell'auto articolato, è stato visitato dal personale del SUEM 118 e è arrivato con l'elicottero. Autovelox in Romea, è polemica sulla localizzazione di 2 nuove colonnine, ma ci aggiorna al telefono da Chioggia Ilaria Marchiori. Buongiorno Ilaria. Buongiorno da Chioggia, dove ha preso il via l'installazione di nuovi autovelox che dovrebbero essere attivi tra la fine di settembre e i primi giorni d'ottobre. A breve arriverà l'apparecchiatura che dovrà prima essere testata attraverso lo scatto di un certo numero di foto e successivamente i 2 impianti entreranno in funzione per punire chi non rispetta i limiti di velocità in questa strada lungo la Romea, che come sappiamo è stata spessissimo, troppo spesso teatro di brutali incidenti. In realtà, appunto, dicevamo, non sono ancora attivi questi 2 autovelox. Subito però si sono già scatenate moltissime polemiche sui social da parte dei cittadini preoccupati che questa sia più una mossa in realtà per fare cassa che un tentativo di aumentare la sicurezza. In particolare a non convincere sono le posizioni scelte, ovvero il primo apparato che si trova sul ponte translagunare, quindi non distante dal bivio per Chioggia in direzione Ravenna, mentre il secondo nei pressi dell'incrocio per raggiungere la frazione di Callino, dove il limite è di 70 km/h. Molti avrebbero preferito invece una collocazione a ridosso dei centri abitati di Valli di Chioggia e Sant'Anna. Da dietro una tastiera si possono dire e pensare tante cose, il commento del comandante della polizia locale Tiozzo. Le posizioni attuali scelte, prosegue, sono state decise da più enti e non solo da quelli locali, tra cui, lo ricordiamo, la prefettura. L'obiettivo, conclude, è quello di evitare che chi arriva nel territorio di Chioggia lo faccia a tutta velocità e quindi di multare chi non rispetta i limiti imposti. Da Chioggia è tutto, restituisco la linea allo studio. Sprizza al bar alle 9 del mattino prima di entrare in classe, ragazzini, secondo un genitore che a Mogliano Veneto ha sollevato un polverone. Sentiamo. Cerchiamo di lavorare insieme in modo tale che questi nostri ragazzi non abbiano come interesse principale quello di bere un alcolico alle 9 di mattina prima di entrare a scuola. Lancia un monito il sindaco di Mogliano Veneto, Carola Arena, dopo la bufera sollevata su Facebook da un genitore che ha raccontato di aver visto 3 ragazzi del liceo Berto entrare in classe dopo essersi fermati al bar a bere uno spritz alle 9:30 del mattino. Minorenni, secondo quanto riferito dal genitore, ma il gestore del bar in questione smentisce. Ieri mattina sono presentati 3 ragazzi delle scuole superiori qua del liceo Berto e hanno chiesto 3 spritz. I ragazzi sono 2 ragazzi, 2 di 18 anni e 1 di 19, che sono appunto, fortunatamente abbiamo avuto la testimonianza anche della loro professoressa di educazione fisica
che testimonierebbe a nostro favore, che erano qui ed erano gli unici 3 che alle 9:30 di mattina avevano ordinato appunto i 3 spritz o i 2 spritz e il prosecco. In caso di dubbi viene sempre richiesto un documento d'identità, prosegue il barista, come accade anche in altri locali del centro di Mogliano. A superalcolici sicuramente no, e nemmeno alcolici si vendono ai minorenni, qua non lo facciamo. Se sono maggiorenni la birretta e sprizzetto, ma altrimenti nient'altro. E alla responsabilità di fronte ai giovani e ai giovanissimi il sindaco richiama proprio i titolari dei bar. Questo di chiedere il documento d'identità nel momento in cui viene richiesta la somministrazione di un alcolico viene già fatto da alcuni gestori. Ecco che quindi io faccio appello a tutti i gestori dei bar del centro e non solo di porre molta attenzione a questa cosa qui. Chiedete il documento di identità. Un altro appello va rivolto alle famiglie, ai genitori. Controlliamo con attenzione i nostri ragazzi, cerchiamo di capire quali sono le abitudini, cerchiamo di capire che uso fanno dei soldi che diamo e quindi no. Quindi cerchiamo di dare di lavorare insieme. Sì, perché al di là della violazione delle norme, del fatto che fossero minorenni o meno, resta che 3 ragazzi appena 18enni sono andati a bersi uno spritz al mattino presto, addirittura prima di entrare in classe. Il fenomeno dell'alcolismo, che sicuramente è un fenomeno che si sta sempre più diffondendo, quindi rafforzando tra i minori, bisogna che lo teniamo sotto controllo, lo gestiamo e se possibile indirizziamo anche diversamente questi nostri giovani. Ed era questo l'ultimo servizio, io vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo la programmazione serale di Antenna 3, dopo i TG torna stasera come sempre 20:10, ospite in studio di Ferdinando Avarino, il direttore generale dell'ULSS 2 della Marca Trevigiana Francesco Benazzi. Grazie dunque per averci seguito, uno sguardo al termine del TG come sempre alle previsioni del tempo per le prossime ore. A tutti un buon pomeriggio. Ben ritrovati al meteo, giornata lievemente instabile sulle nostre regioni, anche con qualche precipitazione associata. Ma vediamo il dettaglio. Sul Veneto tempo a 2 facce oggi, più soleggiato e prevalentemente asciutto in pianura, sia pure con presenza di molte nubi, instabile con rischio di rovesci e temporali sulle aree montuose. Diamo uno sguardo anche alle temperature. Le minime saranno comprese tra i 16 e i 20 gradi. I valori massimi risulteranno invece oscillanti tra i 24 e i 30 gradi. Passiamo ora al Friuli Venezia Giulia. Molte nubi oggi su questa regione con alta probabilità di precipitazioni nel corso della giornata, soprattutto su Udinese e Pordenonese, mentre altrove sarà in genere più asciutto. Vediamo anche le temperature. Le minime saranno comprese tra 19 e 21 gradi. Le massime oscilleranno invece tra 26 e 29 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige, condizioni di instabilità nella giornata odierna su questa regione, rovesci e temporali saranno frequenti, sia pure alternati a schiarite soleggiate. Fenomeni più probabili nel pomeriggio. Diamo un'occhiata anche alle temperature previste, le minime saranno comprese tra 16 e 18 gradi. I valori massimi risulteranno invece intorno ai 26 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.